Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, tramite il segretario generale, dispone l'utilizzo di due dipendenti presso l'ufficio finanziario per 2 volte la settimana, ma si scatena la protesta sindacale, con il Consiglio Comunale che vota anche una mozione per sospendere detta disposizione. Proprio ieri sera all'Assise cittadina, convocata dalla Presidente per trattare importanti argomenti in materia finanziaria, tra i quali il bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2019, ha messo da parte l'ordine del giorno e ha discusso ed approvato la mozione consiliare presentata da 8 consiglieri comunali, primo firmatario Giuseppe Lendini, finalizzata a sospendere la disposizione di servizio firmata qualche ora prima, che impone a due dipendenti comunali, il primo responsabile dello staff della Presidenza del Consiglio Comunale, il secondo responsabile dei servizi informatici, a prestare servizio presso l'area finanziaria. Sulla disposizione di utilizzo in altro ufficio, seppur per 2 volte la settimana, è intervenuto anche il sindacato CISL con il segretario generale Salvatore Parello, in quanto entrambi i dipendenti comunali sono RSU e uno di questi è anche delegato aziendale. La CISL ha chiesto al sindaco e alla segretaria comunale la sospensione in autotutela della disposizione. I due sindacalisti sono impegnati nella vertenza finalizzata alla stabilizzazione del personale e in diversi incontri, afferma la CISL, con l'amministrazione comunale c'è stata una marcata contrapposizione. A parere del segretario generale CISL, la condotta dell'amministrazione comunale è lesiva della libertà sindacale dei lavoratori e che la disposizione è da ritenersi discriminatoria e quindi da revocare con urgenza. Tesi sposata anche dagli 8 consiglieri comunali firmatari della mozione, che è stata votata da 16 dei 19 consiglieri comunali presenti in aula. La mozione evidenzia che i due dipendenti comunali non hanno le competenze tecnico-contabili per essere assegnati all'area finanziaria, hanno un contratto part-time e sono assegnati ad altri servizi. La Presidente del Consiglio Comunale, Miriam Mniemi, ha parlato di mancanza di rispetto istituzionale da parte del sindaco, in quanto, come dicevamo, proprio uno dei due dipendenti interessati alla disposizione è responsabile dello staff presidenziale ed il sindaco Palumbo, afferma Miniemi, non ha avuto l'accortezza di interessare preliminarmente la stessa Presidente. I consiglieri affermano che sarebbe stato più opportuno effettuare un interpello tra i dipendenti chiedendo a tutti se c'era l'interesse ad essere applicati in quel servizio, per cui hanno votato la mozione che vuole impegnare l'amministrazione comunale a sospendere immediatamente la disposizione di servizio. Accesa la discussione in aula tra il sindaco e i consiglieri comunali che, come abbiamo detto, hanno votato la mozione, ma subito dopo hanno abbandonato l'aula facendo cadere il numero legale. Seduta di Consiglio Comunale che sarà quindi riproposta questa sera.